Sì, io sono Merichi, vicepresidente dell'associazione, come abbiamo detto, Calzolai 2.0, e sono qua proprio per testimoniare che i calzolai ci sono e come se ci sono. Siamo un'associazione che proprio a giugno, il 30 giugno, compie 10 anni. Siamo partiti che eravamo qualche decina, oggi siamo in 500 distribuiti in tutta Italia e sono calzolai comunque competenti, sono dei calzolai che seguono percorsi formativi, stanno sul pezzo, sono proprio un gruppo di calzolai che credono nella formazione, nella loro attività e nello sviluppo del loro mestiere. Quindi sono 500 figure professionali da tenere in considerazione. Il discorso che ha detto lei, che ha anticipato Saviane sulle sinergie che possono nascere tra calzaturiero e riparatori, è già in voga, secondo me, nel discorso di calzature tecniche sportive. Ci sono diversi brand che già oggi vendono la loro scarpa, la loro calzatura e danno già delle indicazioni, calzolai certificati per poter fare le riparazioni, quindi la manutenzione, la costante manutenzione, che possono essere calzature molto tecniche, parlo di trekking, montagna, piuttosto che altri settori, ma anche calzature anche di fascia più bassa come il trail, il running. Oggi l'innovazione sui materiali è spaventosa e c'è una ricerca proprio minuziosa sul peso, sulle caratteristiche tecniche che possono dare questo tipo di calzature, perché si sa, lo sportivo va alla ricerca proprio del massimo della performance e quindi sulla costante manutenzione, per esempio, della sostituzione delle suole delle scarpe da trail è la parte che si consuma in maniera spaventosa rispetto al resto alla tomaia, e mentre fino a qualche anno fa si tendeva a buttare l'intera scarpa, si fa la gara e si butta, 40 km si butta, no, oggi già l'azienda stessa, adesso non faccio nomi, ma propone già una suola di ricambio e il luogo dove puoi fare questo tipo di interventi. E secondo me si può fare anche con calzatori di un certo livello, nel momento in cui la scarpa torna a diventare una scarpa di livello, quindi una scarpa costosa che ha un certo prezzo, come prima, scusate del tu, sì, dicevi prima inizialmente, allora ha anche un senso farla riparare, solo che nell'immaginario collettivo il calzolaio risulta essere un piccolo artigiano che mette il chiodino piuttosto che la persona anziano. Invece oggi abbiamo macchinari di un certo livello, facciamo corsi di formazione continui sull'incollaggio, anche perché, come mi insegnerete voi, nell'arco degli anni, degli ultimi decenni, c'è stato uno sviluppo tecnologico delle materie prime impressionante, quindi anche di pari passo non è più un po' di colla e dei chiodini, abbiamo dovuto imparare, formarci per quanto riguarda proprio l'incollaggio delle suole, che non è più una cosa semplice. Abbiamo dovuto collaborare con i nostri fornitori per farci procurare le colle, i collanti e i materiali adatti a fare le riparazioni. Però non abbiamo mai fatto lo step successivo, cioè quello di collaborare addirittura con il calzaturiero per poter avere, magari prima parlavi di passaporti digitali, che è una cosa interessante, sì, ma anche, faccio un esempio magari, anche una scheda tecnica, una banale scheda tecnica nella scatola delle scarpe che io acquisto per sapere con che materiali sono stati, i materiali che sono stati utilizzati per poter poi andare ad intervenire con i giusti prodotti per la riparazione. Potrebbe essere una banalità da una parte, ma per noi invece una cosa molto importante. Fare una campagna per informare l'utente finale di cosa sta acquistando e dargli la possibilità di poterlo riparare è una cosa importantissima. I calzolai ci sono, noi siamo, come ti dicevo, più di 500, abbiamo fatto un portale, un sito internet dove siamo presenti tutti, ognuno di noi ha la sua, può essere trovato con una ricerca specifica che può essere suddivisa per categoria. In questo caso mi viene in mente parole chiave tipo il marchio della scarpa. Se io fossi certificato di quel marchio, l'utente finale
potrebbe trovarci, a parte la ricerca geografica e per non ovviamente ci sono diverse possibilità di trovare il calzolaio, qualsiasi motore di ricerca Google piuttosto che alla parola calzolaio compare la nostra associazione, provare per credere, siamo tra i primi 3-4 risultati, proprio perché è un portale che è in continuo sviluppo, l'abbiamo rinnovato 2 anni fa, un anno e mezzo fa, e ha dato molti frutti. Noi viviamo grazie ai nostri fornitori che ci fanno da sponsor e riusciamo a fare tantissime cose, abbiamo molti progetti e soprattutto proprio siamo in linea perfetta con quello che dice la Commissione europea in termini di sostenibilità dedita alla riparazione, proprio perché chi meglio di noi può rappresentare questo progetto. La scarpa, se non viene riparata, viene automaticamente buttata via, di conseguenza il fatto che noi la ripariamo siamo a pro di ogni cosa, per i rifiuti, per l'ambiente, l'anima della scarpa continua a vivere, l'utente continua a utilizzare scarpe di qualità e non scarpe usa e getta, cioè ci sono molti temi sulla quale potremmo essere forti come calzolai. E poi siamo comunque sul pezzo perché facciamo delle campagne proprio su questo tema già da anni. Siamo stati in grado di creare delle sinergie con altre associazioni sempre di categoria calzolai e insieme siamo riusciti a fare dei progetti. Faccio un esempio, l'ultimo che è di lunedì scorso, si chiama Io Riparo. Noi abbiamo istituito una giornata della riparazione. L'ultimo lunedì di maggio è la giornata nazionale della riparazione. Io riparo e abbiamo fatto una serie di volantini, una campagna pubblicitaria non indifferente e tutti i calzolai in quel giorno danno un gadget, uno sconto, qualcosa per incentivare proprio la riparazione e funziona tantissimo perché in quel giorno lì la gente sì, c'è la riparazione da fare e diciamo è solo serve proprio per smuovere le acque e sensibilizzare l'utente finale, il cliente finale, anche a volte non un cliente ma un potenziale cliente a toccarlo proprio sul tema della sostenibilità, che è un tema molto caldo degli ultimi anni, decenni direi. E, oltre a questi progetti ne abbiamo fatti tanti altri ovviamente, però un'altra cosa che mi viene in mente per stare in tema alla sostenibilità è il progetto Pollicino, cioè abbiamo sensibilizzato le persone per un determinato periodo di tempo. Questo progetto è il 4º anno che lo facciamo, il 3º o 4º anno, perdonate mi sfugge, uno 3, l'altro 4 anni. E praticamente il progetto Pollicino consiste nel portare le scarpe che non usi dal calzolaio, una sorta di raccolta delle scarpe che tu non usi, quindi che hai in casa e che magari ce li da tempo e prima o poi le butterai oppure banalmente non le usi ma sono ancora in buono stato. Noi le ricondizioniamo gratuitamente, quindi ci siamo trovati e abbiamo fatto gruppi di calzolai in giro per l'Italia, ma ne abbiamo raccolte 20.000 paia di scarpe e le abbiamo donate in beneficenza. Un anno sono distribuite in varietà Caritas piuttosto che nelle carceri, le abbiamo date al CVA, alla Ronda Carità per Torino. Abbiamo comunque contribuito a fare questo tipo di lavoro che altrimenti quelle scarpe sarebbero state buttate e chi le usa invece continuerà, abbiamo dato vita nuova a queste scarpe. Quindi la mia presenza qua era perdonami, aprirti gli occhi al fatto che c'è la disponibilità da parte dei calzolai, del mondo dei calzolai, a intraprendere un discorso di sostenibilità insieme ai calzaturieri.